Buona giornata, bentrovati, altro appuntamento con l'informazione, rassegna stampa dai principali quotidiani della giornata, le principali notizie le troviamo, le esaminiamo, le leggiamo per voi attraverso i quotidiani Gazzettino, Tribuna di Treviso per quanto riguarda le prime pagine, poi le pagine interne relative alla regione e alla provincia, regione del Veneto e provincia di Treviso, e concluderemo con le notizie sportive, le nostre cronache di competenza, Conegliano Vittorio Veneto Quartier del Piave e poi un'occhiata alla Gazzetta dello Sport per le notizie e i titoli dello sport per l'appunto. Andiamo ad iniziare con il Gazzettino, prima pagina, eccola, la mettiamo in questo modo. Prima pagina che ci porta subito a leggere i primi tre riquadri che troviamo per riportarci poi alle pagine interne. La tempesta presenta il conto, nella provincia di Treviso danni ai raccolti per 20 milioni di euro. La storia, Elena, la donna paleopatologa che fa parlare addirittura gli scheletri, se ne parla a pagina 15. E poi il rugby, top 12, ecco i calendari, alla quinta giornata ci sono i derby tra Mogliano Petrarca e Rovigo San Donà. Questa è la Pro 12, Pro 14 invece riguarda il Benetton. Vigili aggrediti, il questore dice sì alla pistola elettrica. Mascio Pinto e i casi di Jesolo e Rialto, agenti locali come poliziotti. Se ne occupano Monica Andolfatto e Giuseppe Babbo questa mattina in prima e 11ª pagina su questo argomento. L'appello del sindaco di Jesolo Valerio Zoggia non è rimasto inascoltato e allora ok alla pistola elettrica. Il caso, sempre per quanto riguarda la pistola, va a Solesino, nel Padovano, dove la municipale si arma, mitra e giubbotti antiproiettili addirittura. Agenti di polizia locale equipaggiati con tute operative, mitra, una semiautomatica Glock simile ad una mitraglietta come quella dei carabinieri, ma inquadrata a livello normativo come arma per le polizie civili, e poi giubbotti antiproiettili. Succede a Solesino, comune padovano di 7.000 anime, per decisione di comune e comandante dei vigili urbani. Di spalla l'articolo di fondo che ci porta con Giulio Sapelli ad esaminare e a fare un'analisi tra USA e Cina. Vedete il conto, rischia di pagarlo però soltanto l'Europa. La pagina a centro trova Salvini che rilancia la TAV oppure è crisi, passa la fiducia al decreto sicurezza, l'alta velocità è il nuovo scoglio, il vice premier dice il no è un voto anti-Conte. La foto che vedete in prima pagina al centro del quotidiano parla di Superenalotto, un jackpot più alto di sempre. Superenalotto, pensate, da 203,4 milioni di euro, il più alto della sua storia. Emergenza medici, ecco l'ultimo articolo della prima pagina del Gazzettino. Emergenza medici, parla Zaia, si deve forzare la mano. Emergenza medici, il governatore del Veneto Luca Zaia è pronto a forzare la mano. Non abbiamo mai tirato il freno sulla sanità, dice, i medici sono diminuiti di 250 unità su 68 ospedali. L'organico ideale è di 1300. Sulla carenza di dottori, la prossima settimana voteremo una delibera che risponde al problema con un sacco di novità. Bisogna un po' forzare la mano sul fronte assunzioni. Non è possibile che in Italia la specializzazione si faccia nella facoltà. Abbiamo 5 anni di gap negativo rispetto all'Europa prima dell'inserimento nel mondo del lavoro. Gli specializzandi devono tornare in corsia. Se ne parla anche a pagina 12, poi la ripresa dell'articolo sempre sul Gazzettino di oggi. Riquadro finale, Milano, l'inchiesta milanese sull'ex sottosegretario leghista Armando Siri porta anche a Verona, tant'è che la Procura di Milano, che indaga Siri per autoriciclaggio, ha ordinato una serie di perquisizioni anche nel capoluogo scaligero. Il primo punto di contatto è Vito Nicastri, l'imprenditore che risulta legato al capocosca di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro. Già nel 2011 le inchieste sulla presenza della criminalità organizzata nel Veronese avevano accertato collegamenti proprio con la mafia siciliana. Lasciamo il Gazzettino e passiamo alla Tribuna di Treviso. Vedete la testata
Tribuna di oggi, martedì 6 agosto 2019, sicurezza bis, approvata la legge con 160 sì. Al Senato il governo incassa la fiducia, ok al decreto in via definitiva, tra i 5 Stelle però cresce il malumore. Apertura vera e propria dedicata agli alloggi ATER dietro front in regione. Lo scontro avviene su assegnazione e caro affitti. L'assessore Lanzarin dice riforma e regolamento saranno rivisti ma senza stravolgimenti. Basta case popolari a furbetti e privilegiati. C'è una foto un po' inquietante con questo diavoletto, Salvini come Satana sulla restera, indagine dei vigili per chi ha disegnato questo, caccia agli autori del murale apparso ieri mattina sotto il ponte de Agoba all'inizio della restera a Treviso. Il ritratto ha indignato il sindaco Mario Conte perché ritrae il leader del Carroccio con corna e sopracciglia sataniche mentre bacia il rosario. L'opera ha incuriosito i molti frequentatori della Riva del Sile. Qualcuno ha chiamato il sindaco, che in questo caso si è mostrato poco propenso all'ironia, ha subito ordinato la cancellazione del murale e chiesto ai vigili di individuare l'autore. Si parla di emergenza sanità con Zaia, l'articolo che abbiamo letto in precedenza dal Gazzettino viene ripreso anche dalla Tribuna. Forzeremo la legge per assumere più medici, ha detto il governatore. A Spresiano invece la Pedemontana, ci sono deviazioni pericolose e purtroppo ci sono già 3 vittime. Mensa scolastica senza carne nei venerdì di Quaresima. Scuola laica, non a Ponzano, dove il sindaco leghista ha deciso che a Quaresima in mensa il venerdì si servirà solo pesce. Operato 3 volte, muore in ospedale, è successo ad un cittadino di Resana, esposto dei figli, funerale bloccato, esposto in procura per la morte in ospedale a Castelfranco Veneto di un 73enne di Resana, funerali bloccati in attesa naturalmente dell'autopsia. Chiudiamo la pagina della Tribuna, vedete con questo articolo, De Coppi, la scelta, non separeremo le gemelline, non scavalcheremo la decisione della famiglia, lo ha detto Paolo De Coppi, luminare coneglianese a capo dell'equipe del Great Osmond Street Hospital, non ci sarà alcun intervento per separare Mariem e Ndai, le gemelline senegalesi il cui destino sta commuovendo l'intera Inghilterra. Questa è la prima pagina della Tribuna di Treviso. Adesso mi inoltro nelle pagine locali e non, provinciali e regionali. Cominciamo dalla provincia con Treviso, vedete Ascom, il comune pensa soltanto ai turisti e intanto in centro chiudono i negozi. In pochi mesi hanno abbassato le serrande, 10 attività. Pomini aggiunge, servono politiche per il commercio e residenti soprattutto. Questo per quanto riguardava la prima notizia dalla pagina provinciale. Questo murales di Salvini, anti-Salvini in versione satanica, ha fatto arrabbiare anche il sindaco Mario Conte, che assicura verrà presto cancellato. Questa non è vera arte ma soltanto mancanza di idee. Mostro questa foto, paura in città per un serpente, paura ieri mattina per un serpente ritrovato nei pressi del centro delle associazioni in via Isonzo, laterale di via Luzzatti. Apparentemente una vipera, poi gli esperti hanno detto trattarsi di un serpente terricolo, di certo abbandonato da qualcuno che lo aveva in una teca in casa, perché prendersi degli animali e poi ad un certo punto liberarli, queste sono le cose che veramente non si dovrebbero e non si devono fare. Parlavamo di scelta etica di De Coppi, non divido le gemelline, hanno 3 anni, sono unite, separarle condannerebbe una e forse entrambe. Il professor Coneglianese rispetta la decisione del padre, l'Inghilterra è tutta commossa, questo per quanto riguarda la sanità tra scienza e morale, così dice il titolo.
Andiamo avanti sulle pagine che ci interessano da vicino. Quartier del Piave e Conegliano. Gli alpini, vedete, hanno restaurato la croce spezzata da Vaia. Il manufatto ligneo finì a pezzi ad ottobre sotto le raffiche della tempesta. I volontari domenica hanno inaugurato il simbolo che domina Valdobbiadene. Telescopi tra i vigneti per ammirare le stelle, domani evento a Saccol. E poi andiamo a Santa Lucia di Piave, qui perché c'è Augusto Bettini di 82 anni che si è allontanato da casa con il furgone e non ha più fatto ritorno a casa, non dà più notizie di sé da domenica mattina. L'addio a Pasquale Somma, patron della pizzeria Alfogher. Nel 1978 aprì il locale di via 11 febbraio, diventato un punto di riferimento. Capraro dell'Ascom ha detto: perdiamo un altro ristoratore che ha fatto la storia della città. Si riferiva, l'altro ristoratore era Beppe Mansi della pizzeria da Gennaro, prematuramente scomparso anche lui un mese fa più o meno. Calici di stelle a Vazzola con 55 ditte a Borgo Malanotte, poi razzia di smartphone qui all'ecocentro di Albina di Gaierine, presi 2 ventenni. Si è spento Nasato, Andrea Nasato, per lui una vita alla Zanussi, si è spento all'età di 87 anni, era residente in via Padova, è deceduto all'hospice Casa dei Gelsi di Treviso. Questo per quanto riguardava la pagina coneglianese. C'è un'altra notizia che viene da Sanfior, tanto anche di foto, con la chiesa di San Giovanni Battista a Sanfior. La sacrestia è stata assaltata, pensate, a picconate, ed è stato catturato fortunatamente un altro malvivente dopo questo fatto. Siamo su Vittorio Veneto, dal 9 settembre stop ai treni per i lavori di elettrificazione, eccolo qui il titolo che si vede un po' meglio così, saranno attivati pullman sostitutivi lungo la linea tra Vittorio Veneto e Conegliano, i nuovi convogli entreranno in funzione nel 2020, ci sarà la carrozza anche porta bike. Questo per quanto riguardava le principali notizie dalla provincia e dalle pagine che ci interessano da vicino della tribuna. Torniamo sulla provincia adesso con l'ausilio del Gazzettino. E allora, i 3 riquadri sono questi: sarà completato l'ottimismo di Federciclo sul futuro del velodromo. Avete saputo, no? Che il velodromo si è fermato, fallita la ditta e adesso si rischia una cattedrale nel deserto. Dicono di no, speriamo che non sia così. Il viaggio, libri ed ospitalità nel primo giorno di Artuso lungo il Piave, se ne parla a pagina 21, e poi a Conegliano Miss Mondo ed estetiste per la giornata della bellezza, centro chiuso al traffico e postazioni gratuite in tutte le piazze. Il 13 ottobre la kermesse che insegnerà a prendersi cura di sé, se ne parla a pagina 13 del Gazzettino di oggi. Camionista sequestrato da 3 banditi, e questa è la notizia d'apertura vera e propria della prima pagina trevigiana del Gazzettino. Fermato ed imbavagliato nel Bellunese, è rimasto un'ora in ostaggio e poi lo hanno legato ad un albero vicino a Pederobba e sono fuggiti. L'uomo aveva ritirato una partita di occhiali da decine di migliaia di euro. Indagini in corso per cercare riscontri. Andiamo a Montebelluna con questo riquadro dove un titolare, il titolare di 26 anni è stato trovato morto nella sua birreria. Ha dato l'addio alla vita all'interno del suo birrificio, il mezzanino di Montebelluna, attorno alle 16:30 di ieri pomeriggio, proprio nel luogo in cui coltivava con un amico una delle sue passioni più grandi, quella per la birra artigianale. La vittima è un 26enne di Falzè di Trevignano. Di spalla sanità, liste d'attesa, l'ULSS aumenta il budget per abbatterle, e poi più sotto Castelfranco Veneto, nella casa di riposo un cinema per la città. Qui la foto è su Spresiano, l'attrice impersonerà la mamma Coraggio. Stiamo parlando di Vittoria Puccini, che è andata l'altro giorno a casa di Elisa per vedere, ambientarsi, studiare la prossima parte che farà. Vittoria Puccini in questa foto è con Alessio Vincenzotto, il marito quarantenne.
Tutti i beni spariti, la procura rinuncia al tesoro dei Rom, bloccata la confisca del patrimonio, l'Evax dice non ci sarà ricorso in appello. E qui il capoclan in questo riquadro aggiunge ricchi col lavoro, le truffe ai preti, sono solo barzellette. La pagina 1 del Gazzettino Provinciale chiude con grandine e tempesta di vento, ci sono danni purtroppo per 20 milioni di euro. Per fare delle stime solo approssimative è ancora prematuro, almeno da parte dei sindaci, ma Confagricoltura un'idea di massima se l'è già fatta. I danni dell'ondata temporalesca che venerdì scorso ha sconvolto diverse zone della Marca Trevigiana si aggirerebbe sui 20 milioni di euro, più o meno, una cifra enorme che giustifica appieno la richiesta di stato di calamità nelle zone più colpite, ovvero Zenson di Piave, San Biagio, Salgareda e in parte anche Monastier. Si chiude ancora anche sul Gazzettino di stamane, prima pagina provinciale, con questo murales con Salvini diabolico, con tanto di corna a mo' di diavoletto e Rosario che viene baciato dal leader politico, e allora si è arrabbiato Mario Conte, sindaco di Treviso, che ha detto di volerlo cancellare e di andare a cercare immediatamente il responsabile. Siamo sulle pagine locali del Gazzettino di oggi e allora apriamo Conegliano, vedete, Conegliano capitale della bellezza per un giorno, città chiusa al traffico e postazioni di estetiste e parrucchiere gratuite. Sarà Miss Mondo, insomma una bella cosa, finalmente proviamo a risvegliare questa città che sta dormendo molto. 13 ottobre, insomma speriamo il tempo invece, perché il 13 ottobre è un po' preoccupante, no? Erba alta in cimitero, qui a Conegliano Zambon la fa tagliare, le foto del degrado sui social, l'assessore chiama Veritas, prima di tutto i social, no? Devono essere sempre i social a portare in evidenza, non ci credo perché probabilmente si sapeva già queste cose, insomma, no? Guardate qui se riuscite a vedere le due foto che sono di incuria totale appunto in cimitero. Raid dei ladri in sacrestia, 3 finiscono in manette, ecco qui a centro pagina l'articolo di Nicola Cendron, e poi a chiusura di pagina coneglianese la città perde un altro pizzaiolo, è morto Pasquale Somma, titolare del Fogher. Ricettazione, nuovi guai per l'impiegata infedele, la procura ha chiesto il giudizio diretto per Gabriella Brugnera, questo caso che continua. Il comune vuole la casa della sindica, sopralluogo con la sovrintendenza nell'abitazione legata alla storia di Clelia Jaguer Verri, progetto per recuperarla. È una storia lunga, è una storia che arriva da Segusino. Il primo cittadino potrebbe diventare un museo interattivo, ha detto, o un piccolo auditorium nel percorso della Valle dei Mulini. Dal Ministero, di spalla qui, vediamo, dal Ministero 85.000 euro all'Istituto Cerletti, firma Elisa Giraud. Vittorio Veneto, la pagina la si apre con voucher indispensabili, eccolo qui il titolo, perché stavamo guardando soltanto la foto. Voucher indispensabili, l'Ascom raccoglie 350 firme, i commercianti chiedono il ripristino del sistema per pagare i collaboratori, petizione consegnata ai parlamentari, a bar e ristoranti serve più flessibilità. Da Burkina Faso e Stati Uniti per le grotte del Caglieron, boom di turisti, sono meta di vacanze per italiani e stranieri. Se non le avete mai viste, recatevi a fare una visita alle grotte del Caglieron perché sono bellissime. Omicidio Vai, domani nuovo sopralluogo in casa, la vittima Paolo Vai, lo ricordate, 57 anni, ucciso la notte del 19 luglio dalla moglie e da un'amica. Percorso lungo il Meschio, qui arrivano altri 70.000 euro per un nuovo tratto di percorso che sarà sempre più carino e bello.
Il primo piano, proprio chiamato così questa pagina del Gazzettino, nel cuore di Roma, io medico nell'archivio segreto del Vaticano, appassionato di storia, è un vittoriese della Giustina, Massimo della Giustina, ha avuto il permesso di fare delle ricerche sui caminesi. Accedere in quel luogo e consultare i volumi che custodisce è stata un'esperienza esaltante. Il frutto del lavoro è un tomo, è un libro di 500 pagine che apre riflessioni sull'emigrazione da Camino in Austria e Germania. Questo per quanto riguardava il Gazzettino di oggi. Queste le cronache locali, adesso siamo sulle cronache sportive. Cominciamo con il Gazzettino, visto che l'abbiamo già aperto sulla pagina sportiva. Vedete, il velodromo lo finiremo. È stata una botta a ciel sereno questa cosa che è uscita. Nessuno si immaginava che il crack della Pessina, la ditta che stava lavorando, potesse bloccare tutto. Invece è così, il presidente della federazione promette il ritardo non supererà un anno e poi rivedremo la gestione. A Lovadina abbiamo già realizzato opere per 5 milioni, a settembre parleremo con i commissari del Tribunale. La cosa però si complica un pochino. L'opposizione a Della Pietra, al sindaco di Spresiano, inaccettabile l'assist ad un privato, si dice, e le polemiche ci saranno sicuramente. Egonu e Silla, le due giocatrici dell'Imoco Volley Conegliano, a Tokyo dicono ma non siamo favorite. Intanto dopodomani sarà resa nota la regular season del campionato di Serie A1. Se la tradizione verrà confermata, l'Imoco, campione d'Italia, esordirà sabato 12 ottobre al Palaverde. Meno infortunati, è questo il segreto del Benetton. Nicolò Valerio, uno dei fisioterapisti del club, spiega come la squadra di cui fa parte è riuscita a ridurre le assenze. Grande organizzazione e divisione in team dedicati. Ne parliamo anche noi in un'intervista allo stesso Nicolò Valerio che riprenderemo oggi nel nostro spazio dedicato al mondo dello sport. Mogliano trema, sequenza terribile con le 5 più forti per quanto riguarda il rugby, top 12, una grande rimonta a Spa per l'automobilismo, Villorba sesta nella gara, ce la racconta Giulio Mondin. L'altra pagina apre con le 3 chiavi della nuova TVB. Gracis dice combattività, motivazioni e versatilità, così abbiamo cercato i giocatori per affrontare la Serie A. È confermato anche l'ultimo colpo, quello di Aleksej Nikolic con la maglia della Slovenia. Il neozelandese Isaac Fotu e il direttore sportivo Andrea Gracis insieme al confermatissimo allenatore Massimiliano Menetti. Si inizia tra pochi giorni, l'11 precisamente, con il via del ritiro o con il via dei lavori, a sudare i giocatori. Colpo anche del Ponzano in Serie A2 femminile, arriva Beba Bagnara. Benedetta Beba Bagnara giocherà a Ponzano quest'anno, Ponzano che con Campagnolo alla guida sta facendo una buona squadra sicuramente, vedremo come andrà a finire. Per quanto riguarda lo sport della tribuna, sempre il nazionale ed internazionale, la vittoria di Schumi Junior accende un sogno. La Formula 1? Bah, un giorno, dice, chissà. Intanto ha vinto in Formula 2 e su di un circuito che piaceva molto al papà. Balotelli, suggestione Rio, il Flamengo lo vorrebbe portare nel Brasileirao. Vedremo quello che succederà anche per Balotelli. L'Imoco alle Olimpiadi del 2020, un grande orgoglio per noi, l'Italia che ha ottenuto il pass per Tokyo è stata trascinata dalla forza della Egonu, ma anche da Silla, De Gennaro, Folì e Sorokaite e il club giallo-blu Gongola, e ti credo, dall'altra parte c'era una grandissima Robin de Cruyff che ha cercato fino all'ultimo di contrastare lo strapotere dell'Italia contro appunto la sua Olanda. Si chiude con Ponzano, un altro colpaccio, arriva Bagnara, prima della maternità è stata MVP di Serie A1 addirittura, poi nel nuoto Frigo, l'anno migliore, vedete dopo l'ebbrezza mondiale, ecco il primo tricolore e compare il calendario top 12 e poi Mogliano con l'inizio che è soft
Lazio in casa al debutto, poi trasferta a Colorno. Questo Gazzettino e Tribuna per quanto riguarda lo sport. I colori e i titoli della Gazzetta, la prima pagina ci ha ormai abituato così in questa estate. Tragedia in corsa, muore a 22 anni, brutta notizia in apertura di pagina. Ciclismo, era stato argento mondiale under 23, il talento belga Lambrecht cade in un fosso al Giro di Polonia, forse colpito da un malore, incredibile. L'Inter riparte, vedete, forza 9, fiducia per Lukaku, più semplice chiudere se allo United entro giovedì arriverà una punta. Dzeko conferma il sì, ma la Roma rilancia. E poi Esposito, l'attaccante rampante dell'Inter, vi racconto la mia estate da sogno. Andiamo sotto, il colore è quello giallo con striature rosse e nere, CR7 vota Icardi, il tango della signora argentini e destini incrociati. Vedremo se Icardi andrà alla Juve oppure dove andrà. Dybala resta in vendita, scatta l'operazione Maurito, i tifosi sono con Paolo ma non basta, parla Madame rapper lanciata da Ronaldo. Qui di spalla, per chiudere, al Milan serve un vero leader, ecco perché vuole Correa, argentino, giovane, ne ha passate tante, è l'ideale per Boban. E poi intervista Ancelotti, Napoli, partiamo in vantaggio e James e Lozano, io vorrei uno di loro, per loro ho minacciato De Laurentiis, ha detto Carletto, per scherzo, Manolas è fortissimo, Elmas avrà un futuro. E con questa notizia termina il nostro appuntamento dedicato all'informazione, alla rassegna stampa dai principali quotidiani del giorno. Oggi, e lo ricordiamo, vediamo di non sbagliarci la data, e allora martedì 6 agosto 2019. Ci risentiamo domani, buona giornata.